Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Arrestato a Palermo l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mimmo Russo, accusato di concorso esterno e voto di scambio politico-mafioso, referente dei precari palermitani, in cambio di voti dava anche soldi e buoni pasto e faceva assumere gente vicina a Cosa Nostra. Mafia e droga a Catania, 31 misure cautelari nell'operazione Terzo Capitolo, sgominate 2 piazze di spaccio a Librino. La Cosca Arena, smerciando droga, imponeva il controllo del territorio. A Caltagirone la finanza arresta un giovane incensurato e gli sequestra la cocaina rosa, detta anche Tussì, la nuova droga dell'alta società. Particolarmente pericolosa, una dose può costare fino a 400 euro. Dopo 6 mesi di tregua tornano a salire i prezzi dei carburanti, un pieno costa 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. L'opposizione chiede al governo di tagliare le accise. Disperati i cittadini di Giardini Naxos da 3 mesi senza acqua. Il comune del Messinese si aggiunge ai quasi 100 per i quali il razionamento arriverà in estate fino al 45%. Per Schifani niente allarmismi, ma Federalberghi teme un effetto boomerang sul turismo. 7.000 posti di lavoro, formazione professionale per 1 migliaio di siciliani, 8 grandi infrastrutture affiancheranno la costruzione del ponte sullo stretto. E una grande talpa è già all'opera per scavare gallerie ferroviarie nel Catanese. Musica Levante in concerto stasera al Metropolitan di Catania. La cantautrice siciliana torna nei teatri per ripercorrere 10 anni di carriera in un'atmosfera intima e accogliente. Calcio, l'altalena di emozioni del Catania, dall'entusiasmo della Coppa Italia a rischio play-out. Il vicepresidente Grella si rivolge ai tifosi contro il Messina, sfida decisiva. Con loro sugli spalti siamo più forti. Bentrovati. Arrestato per concorso in associazione mafiosa e voto di scambio Mimmo Russo, noto politico palermitano, esponente di Fratelli d'Italia e referente dei precari palermitani. In cambio di voti dava anche soldi e buoni pasto e faceva assumere gente vicina a Cosa Nostra. Marco Collà. L'accusa è di quelle gravissime: essere stato costantemente a disposizione di Cosa Nostra. In manetta è Mimmo Russo, noto politico palermitano, ex consigliere comunale ed esponente di Fratelli d'Italia. Russo è stato sempre lo storico referente dei precari palermitani e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorsi in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Palermo, guidata dal procuratore De Lucia. Assieme a Russo sono indagati Gregorio Marchese, definito dal GIP la costola del politico e figlio dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Filippo Marchese, e poi il consulente d'azienda Achille Andò. Russo aveva un contatto stretto con Cosa Nostra, favori in cambio di sostegno elettorale. In cambio Russo avrebbe promesso e dato posti di lavoro a uomini di mafia, ai loro familiari o a persone da essi indicati entrati nell'orbita di cooperative e associazioni finanziate con fondi pubblici. Russo avrebbe messo a disposizione dei mafiosi soldi, buoni benzina e generi alimentari da distribuire agli elettori. Altre volte avrebbe promesso la sponsorizzazione delle feste di quartiere. Un altro capitolo dell'inchiesta riguarda la presunta ingerenza di Russo nella SIPET, la società che ha rilevato la gestione dell'ippodromo di Palermo. Russo e Marchese sono indagati per estorsione. Avrebbero costretto, su mandato dell'amministratore delegato, 2 professionisti a rinunciare ai soldi delle parcelle che vantavano dalla società. Dopo l'arresto, si è appreso, Russo è stato immediatamente sospeso dal partito Fratelli d'Italia. A Catania 2 le piazze di spaccio gestite dal clan Arena nel quartiere di Librino. Stamane l'operazione di polizia che le ha smantellate. 31 misure cautelari, gli affiliati che non rendevano venivano minacciati di ritorsioni anche nei confronti dei loro familiari. Giusy Lazzara. Un via vai a tutte le ore del giorno, lo vediamo in queste immagini della polizia. Siamo in viale Moncada 13 nel quartiere di Librino a Catania.
C'è persino chi uscendo nasconde la droga nella maglietta. Le piazze di spaccio sono due, una di fronte all'altra, per coprire H24 la vendita di cocaina, crack, skunk, la marijuana potenziata. Oggi il blitz, terzo capitolo della polizia, con 31 misure cautelari, 23 in carcere per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. A gestire con un controllo violento del territorio il clan Arena, cellula che si era resa indipendente dal clan Nizza vicino ai Santa Paola. Massimiliano Arena dal carcere con il cellulare dava ordine e decideva chi tra le vedette e i pusher andava bene e chi doveva essere punito. Tanto da minacciare in un caso di sfrattare da casa la madre di un affiliato. Ed è tipico delle associazioni mafiose e delle organizzazioni mafiose muoversi in questa maniera, cioè fare dell'intimidazione è uno dei modi attraverso cui sostanzialmente assoggettare tutti coloro che vivono all'interno di un determinato contesto. 2 le donne coinvolte. Una metteva a disposizione la sua casa nello stabile di Viale Moncada per confezionare la droga e l'altra gestiva la cassa a fine giornata. Per comprare la droga gli Arena si rivolgevano al clan Bonaccorsi Cappello, ma esisteva un patto tacito che permetteva di rifornirsi anche da altre famiglie al miglior prezzo. Una parte deve essere ovviamente acquistata nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, ma poi c'è una certa libertà anche per avere prezzi migliori e riuscire a spuntare anche un guadagno maggiore. Sequestrate anche armi da guerra. La cocaina rosa è arrivata anche in Sicilia, tanti giovani attratti da questo mix di droghe che può portare alla morte. Proprio ieri i finanzieri ne hanno sequestrato una dose a Caltagirone. Al nostro TG la direttrice del centro dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità, Francesco Aloi. Cocaina rosa o Tusi, il prodotto non cambia. È una droga molto pericolosa che si sta diffondendo sempre più anche in Italia. A Caltagirone, nel Catanese, i finanzieri l'hanno trovata ad un ragazzo mentre era in auto con i genitori, ignari di tutto ciò. Nell'ultimo anno in Italia ci sono stati parecchi sequestri di cocaina rosa. Sintetizzata per la prima volta nel 74, si tratta di un mix di sostanze stupefacenti. L'esatta composizione però non è del tutto nota. Quello che è certo è il colore, rosa. È una miscela normalmente di 3,4 metilendiossimetanfetamina, cioè l'ecstasy, un derivato anfetaminico, e un derivato fenetilamminico, il 2CB. Qualche volta c'è invece l'ecstasy insieme alla chetamina. Allucinazioni, angoscia e sbalzi d'umore sono soltanto alcuni dei sintomi provocati. Una droga che può portare alla morte. Chiamata cocaina rosa perché gli effetti mimano quelli della cocaina. In realtà si tratta di 2 stimolanti che possono essere venduti a un prezzo più basso. Si tratta chiaramente di una miscela pericolosa. Noi sappiamo che sia di MDMA sia di chetamina da sole si può morire. È la droga dei salotti buoni. Una dose può costare fino a 400 euro, ma il prezzo non frena i giovanissimi. Va di moda anche tra di loro, la generazione Z. Stangata di primavera, dopo 6 mesi di tregua tornano a salire i prezzi dei carburanti. Oggi un pieno costa 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. Intanto l'opposizione chiede al governo di tagliare le accise. Tonino De Mana. Dopo 6 mesi di tregua tornano ad impennarsi i prezzi dei carburanti, con la benzina che raggiunge al self 1,91 al litro, il massimo dal 19 ottobre. Non è certo una buona notizia per gli automobilisti, con un'ondata di rincari che, inevitabilmente, peserà in occasione dei prossimi ponti del 25 aprile e 1 maggio. Il Codacons calcola che il pieno costa già 7 euro in più rispetto ad inizio anno, circostanza che non è sfuggita agli utenti della strada. Io l'ho appena fatta e ho notato un grosso aumento della benzina. Addirittura 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno? Sì, assolutamente sì. Ma questo è un grosso problema, a discapito nostro ovviamente, del popolo. Tutto questo è assurdo. Io già ho una spesa media di 400 euro al mese. Ma perché aumenta la benzina? La risposta è di Ivan Calabrese, presidente Figish. Adesso anche l'OPEC, che è l'organizzazione dei maggiori produttori di petrolio al mondo, tra cui fanno parte anche la Russia, che è il maggiore esportatore di petrolio in Europa, ha annunciato un taglio drastico della produzione di petrolio. A questo si aggiunge anche che ci si aspetta una ripresa dell'economia di Stati Uniti e Cina.
che avranno una maggiore richiesta di petrolio e prodotti raffinati. Tutto questo farà sì che ci sarà minor petrolio e prodotti raffinati disponibili sul mercato. L'opposizione scende in campo e fa pressing sul governo Meloni chiedendo di tagliare subito le accise. Tra il serio e il faceto, questa automobilista propone la sua soluzione. Dobbiamo posare tutte le macchine, così stringiamo un po' le cose. Lasciamola a casa, se siamo d'accordo tutti. Non è una cattiva idea. Disperati i cittadini di Giardini Naxos, da 3 mesi senza acqua. Il comune del Messinese si aggiunge ai quasi 100 per i quali il razionamento arriverà in estate fino al 45%, quasi la metà dell'acqua che hanno adesso. Schifani non vuole allarmismi, ma Federalberghi teme un effetto boomerang sul turismo. Roberta Lunghi. Fare la doccia o lavare la biancheria, un lusso per gli abitanti di Giardini Naxos nel Messinese, che fanno i conti con la carenza idrica da 3 mesi, con una situazione progressivamente aggravatasi per l'assenza delle piogge. Ci sono oltre 200 famiglie del quartiere Ortogrande disperate. Siamo disperati, non sappiamo più a chi rivolgerci, perché questa situazione dell'acqua nel nostro quartiere è diventata insostenibile. Io stessa devo bollire l'acqua delle bottiglie per lavare il biberon dei miei figli, madre di 2 bambini che non riesco più a fare lavatrici, non posso fare le docce come Dio comanda, nessuno ci dà una risposta. I residenti hanno avviato una raccolta di firme, ma lamentano di non essere stati mai ricevuti dal primo cittadino e di non riuscire a ottenere informazioni dall'acquedotto. Giardini è solo un tassello del mosaico fatto da 1 milione di siciliani, sottoposto a piano di razionamento con riduzione forzata di forniture d'acqua potabile fino al 45% in 93 comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Il governatore Schifani cerca di scongiurare gli allarmismi e dice: non ci sarà un'emergenza idrica, attendiamo comunque copiose precipitazioni a maggio che potrebbero allontanare queste paure, e ha ricordato di aver istituito in questi giorni una task force per gestire l'eventuale emergenza. Ma Federalberghi, che comunque non segnala al momento disdette nelle strutture, guarda con preoccupazione all'ipotesi che i turisti possano essere coinvolti nel razionamento idrico. Il tema della siccità è un tema importante, ma non può diventare un ulteriore boomerang anche come danno di immagine per la stagione turistica che si presenta molto buona. Per il governatore i turisti che verranno in Sicilia non rischiano, perché l'isola del comparto ricettivo si prepara a fronteggiare la grande sete, ha dichiarato. Non solo le grandi catene, ma anche i bed and breakfast, le case vacanze, i bar e i ristoranti. 7.000 nuovi posti di lavoro, 1.700 dei quali già attivi. Formazione professionale di almeno 1 migliaio di siciliani, 500 dei quali già coinvolti. Tutto questo per realizzare le 8 grandi infrastrutture necessarie per preparare e accompagnare la costruzione del ponte sullo stretto. È una grande talpa, è già all'opera per scavare gallerie ferroviarie nel Catanese. Maglio Viola. Il ponte sullo stretto spinge verso tutte le altre infrastrutture in Sicilia per la Sicilia. La realizzazione della grande opera, forse la più contestata della storia italiana insieme alla TAV, porta a progetti di infrastrutturazione secondaria. Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che WeBuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già oggi impegnate nei cantieri, tra diretti e indiretti. Obiettivo del gruppo all'opera sugli 8 progetti affidati da RFI e ANAS è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell'isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando un parallelo sviluppo e lavoro specializzato con una formazione professionale specifica realizzata in collaborazione con la regione siciliana. 8 gli assi di attività. Innanzitutto Cantiere Lavoro Italia. Si tratta di un programma di formazione per creare le professionalità necessarie ai cantieri WeBuild. 500 i siciliani già coinvolti, che rappresentano il 40% delle persone formate in tutta Italia nel centro avanzato di addestramento di Belpasso. Sempre a Belpasso è attivo Roboplant, lo stabilimento destinato alla produzione automatizzata di conci in calcestruzzo da utilizzare per i rivestimenti delle gallerie delle linee ferroviarie. Fra le opere in stato più avanzato poi c'è la Taormina Giampilieri, della linea ferroviaria ad alta capacità Messina-Catania, dove sono partiti gli scavi della galleria Sciglio con la grande talpa TMB Igea. Al 75% di avanzamento invece i lavori sulla tratta Bicocca Catena Nuova, mentre a maggio verrà consegnata la prima tratta completa con circa 12 km di binari da Catena Nuova a Sferro. Intanto a Messina siamo al secondo giorno di apertura dello sportello Ponte. Anche oggi in tanti hanno chiesto notizie e chiarimenti, e non erano soltanto espropriandi. Francesco Triolo.
Il secondo giorno di apertura dello sportello Ponte, ma non c'è la resta di ieri. Niente presenza dei comitati No Ponte, fuori al Palacultura, all'interno solo una ventina di proprietari che hanno effettuato la prenotazione per oggi e qualche cittadino che si è presentato senza, ma ha potuto comunque parlare con i tecnici della Stretto di Messina, che ha sdoppiato i tavoli anche per velocizzare le procedure di informazione. In questo momento non si parla di quantificazione dell'indennizzo, ma i cittadini chiedono notizie soprattutto sul tipo di intervento che verrà fatto nella propria proprietà. Al di là degli espropri sono tanti infatti gli asservimenti previsti. Tranquillo sì relativamente, però dico prima che non fanno i lavori non sono tranquillo, ecco, più che altro, perché tutto può succedere. Dico, queste cose qua dicono sì, pubblici servizi, pubblici utilità, poi alla fine dico un domani, io ho domandato appunto se l'asservimento possa comportare un domani un esproprio. E da parte mia che è un asservimento, la mia preoccupazione, visto che è l'unica entrata a casa a Contesse, io ho chiesto più chiarimenti sui disagi che possiamo avere, che probabilmente quella zona dureranno tutto il periodo. Le osservazioni che i proprietari, alcuni accompagnati anche dai propri periti, presenteranno allo sportello saranno poi inviati ai progettisti per capire se è possibile modificare qualche intervento. Su una strada locale di attraversamento, diciamo che quindi regola la viabilità locale, hanno chiesto di valutare la possibilità di modificarla per non avere interferenze con gli immobili di proprietà, insomma. A Catania una donna di 32 anni si è tolta la vita lanciandosi dal 7° piano delle scale antincendio del Policlinico. La vittima non era una dipendente dell'ospedale né una degente. Sequestrato il telefonino della donna, che è originaria di un paese della provincia di Catania. E sempre a Catania guai giudiziari per 11 persone responsabili del reato di abbandono di rifiuti in aree controllate dalle telecamere di videosorveglianza del quartiere San Giorgio. Sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per il reato di violazione delle norme ambientali. Grido d'allarme dei costruttori di Ragusa: le nuove regole del super bonus rischiano di mettere in ginocchio l'edilizia. Laura Corella. L'ennesima modifica all'iter che regola il superbonus acuisce la crisi del comparto edile. Ance Ragusa parla di schizofrenia normativa e chiede al governo una politica industriale stabile per il comparto. Ci sentiamo sotto assedio, nel senso che il nostro settore sta vivendo un attacco da più parti. L'ultimo decreto che è stato emanato il venerdì santo ci sembra più un decreto della crocifissione, perché l'ennesima modifica ad un decreto legge, dal decreto legge 34/2020, che ha subito 50 modifiche nel corso della sua stesura. Questo non ci permette di avere una attività programmatica economica che ci possa dare continuità nell'attività lavorativa. Sul versante dei contratti pubblici, ANCE evidenzia il problema del forte rallentamento della liquidazione delle somme del decreto legge aiuti per le opere non PNRR. Siamo fermi al secondo semestre del 2022 e non vediamo il pagamento al passo con le esigenze delle imprese. Per il settore delle costruzioni, ANCE Ragusa prevede un calo del 10% rispetto all'anno precedente. La fine della cessione del credito, il ridimensionamento e l'assenza di una politica di incentivi per l'efficientamento energetico e sismico degli edifici porteranno a un crollo del 30% del mercato della riqualificazione abitativa e del 10% delle nuove costruzioni. Ad Agrigento, nella giornata sulla consapevolezza dell'autismo, passeggiata nella via sacra della Valle dei Templi tra il Tempio di Giunone e i ruderi di quello di Giove. Titolo del cammino: Autismo in valle. Davide Sardo. Invasione allegra e gioiosa nella Valle dei Templi di Agrigento. Un migliaio di bambini e giovani studenti, accompagnati dai docenti, hanno partecipato alla passeggiata intitolata Autismo in Valle, lungo la via sacra tra il Tempio di Giunone e i ruderi del Tempio di Giove. L'iniziativa, promossa dall'azienda sanitaria provinciale, ha inteso sensibilizzare sul tema dell'autismo, coinvolte anche le associazioni del territorio. In testa al corteo i rappresentanti delle istituzioni. Come numeri noi abbiamo 650 minori circa e 50 adulti. Negli ultimi 2 anni veramente abbiamo dato una buona risposta ai bisogni di salute
dei soggetti con disturbo dello spettro dell'autismo, e possiamo dirci che alla fin fine stiamo veramente abbattendo le liste di attesa. Mette allegria vedere tutte queste persone vicine ai loro compagni, per esempio i bambini, ai loro compagni con più difficoltà, che poi anche il concetto di difficoltà forse va un po' rivisto. Noi tendiamo a valutare le persone nella misura in cui possano svolgere delle funzioni. Ecco, forse non è questo il metro giusto di valutazione. La manifestazione, a carattere educativo, ha riscosso successo verso l'obiettivo dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da autismo, contro pregiudizi e discriminazioni. Adesso una notizia che ci addolora: dopo lunga sofferenza si è spenta prematuramente la signora Giuseppina Raciti, mamma di Desirée Ferlito. Alla nostra collega e ai suoi familiari, il padre Agatino e il fratello Christian, l'abbraccio dei giornalisti e dei tecnici di Antenna Sicilia, Telecolor e la siciliaweb.it. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con il momento difficile che attraversa il Catania e con l'appello del vicepresidente Grella ai tifosi catanesi in vista del derby con il Messina. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio e con la paradossale stagione del Catania che dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie C vive nell'angoscia dei play-out. Il vicepresidente Grella chiama a raccolta i tifosi in vista del derby decisivo contro il Messina. Tonino De Mana. In qualunque modo andrà a finire la stagione, di sicuro l'annata 2023-2024 passerà alla storia. Il Catania e i suoi tifosi la ricorderanno per la storica vittoria della Coppa Italia di Serie C, primo trofeo nazionale messo in bacheca, e per le tribolazioni di un campionato che doveva essere di vertice ma che invece si sta trasformando in un calvario con 16 sconfitte su 35 gare disputate. L'ultima è maturata sul campo della Virtus Francavilla, squadra non certo trascendentale che la settimana prima aveva addirittura perso contro il Brindisi, Cenerentola del campionato, e con un piede e mezzo in Serie D. È un Catania dalla doppia personalità che ora deve ritrovarsi. È ancora artefice del proprio destino, come ha detto Zeoli nel post gara, ma sa che adesso non può più sbagliare, a partire dal derby di domenica sera al Massimino contro il Messina. È la partita più importante della stagione, ha detto il vicepresidente Vincenzo Grella sul sito ufficiale della società. Questo è un momento delicato, perciò mi rivolgo con la massima sincerità a tutti quelli che amano il Catania. Con la loro presenza in massa sugli spalti e infondendo coraggio in ogni secondo della gara ai nostri giocatori, ha ribadito Grella, li renderanno certamente più forti. Catania, il ritiro da venerdì, quando inizierà il conto alla rovescia per un derby che vale non solo per il campanile, ma per l'intero campionato. E noi ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.